albero di Natale a taglio di Po, fra poco l'accensione, e naturalmente c'è una simbologia particolare perché è fatto con i pezzi delle cavane distrutte dal fortunale del 12 novembre. Ho qua con me uno dei protagonisti, uno degli ideatori. Ciao Rinaldo, vieni qua davanti. Vorrei dirti che è una rinascita come albero praticamente. Dopo la distruzione arriva il bello. Tutto. Ecco, perfetto, quindi ricordiamo c'è questa mobilitazione di tutte le popolazioni del Delta per gli amici di Scardovari, e naturalmente questa è un'opera veramente con un'allegoria particolare. We all like figgy pudding, for we all like figgy pudding, for we all like figgy pudding, so bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and Così particolare che è fatto, come avete immaginato, con il legno delle cavane che sono state distrutte nella sacca di Scardovari la notte del 12 novembre, con l'ultima mareggiata che c'è stata. Quindi quest'anno abbiamo voluto fare un qualcosa un po' diverso, costruire quest'albero, e un esemplare simile sarà posizionato anche in piazza Alcamarina, e devolvere un contributo sul conto corrente creato appositamente per ristorare i danni che ci sono stati quella infausta notte del 12 novembre. Buonasera a tutti, grazie a Francesco. Intanto sarà sempre un piacere essere a Taglio di Po perché mi sento a casa, quindi, insomma, mi sento comunque in famiglia a Taglio di Po, e quindi è un piacere essere qua. Un piacere aver condiviso questo progetto con... La cosa è nata anche un po', diciamo, è nata in treno, si può dire, perché mentre tornavamo da Roma avremo anche noi il nostro posizionato a Portotò del Scardovari, quindi sarà una cosa che faremo insieme. È un pensiero bellissimo, un pensiero che va oltre quello che è, diciamo, sposa in pieno anche non solo il spirito natalizio di cui si parla spesso e volentieri, ma sposa anche quella solidarietà che fa parte del nostro popolo, del Delta del Po, del Polesine, fa parte di quella gente che ha voglia di tirarsi sulle maniche, di lavorare, di mettersi insieme, di fare comunità, e credo che in un'ottica di area vasta, di essere insieme come Delta del Po, credo che sia una cosa che veramente mi dà tanto orgoglio e anche un pizzico di emozione. wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The